Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Vogliamo ricordare durante questa celebrazione Totò Anastasi, che è deceduto durante la settimana. Fratelli e sorelle, il primo messaggio del risorto è il perdono dei peccati. Perché la misericordia del Signore colmi di gioia i nostri cuori, invochiamo il perdono delle nostre quotidiane fragilità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano stati salvati. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica alla casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che della potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te. In questa seconda domenica di Pasqua, il brano del Vangelo ci presenta 2 delle apparizioni di Gesù agli Apostoli dopo la resurrezione. Nella prima apparizione non c'è Tommaso e quando gli altri Apostoli glielo dicono, Tommaso non crede e dice: voglio vederlo personalmente. La nostra attenzione tante volte viene attirata proprio dall'atteggiamento di Tommaso, ma in ciascuno di noi c'è avvolto un po' dell'atteggiamento di Tommaso, vogliamo cioè vedere, toccare per credere. Forse non arriviamo poi a quella affermazione così significativa di fede che Tommaso fa: mio Signore e mio Dio. Noi non abbiamo visto il Signore, però siamo nella situazione di poter essere beati secondo il criterio che Gesù identifica per essere beati. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E nella seconda lettura San Pietro ci diceva: voi lo amate pur senza averlo visto. Noi Gesù risorto non lo abbiamo visto, ma se noi lo amiamo, noi ne siamo nella condizione giusta. Ed ora, senza vederlo, credete in Lui. Noi non lo vediamo con Gesù concretamente, fisicamente, però crediamo in Lui. Quindi siamo nella situazione di beati, siamo nella situazione di poter accogliere Gesù nella nostra vita. Sì, perché Gesù non è che è apparso agli Apostoli e poi si disinteressa degli uomini, si interessa di noi oggi e si rende presente in mezzo a noi oggi nella nostra situazione concreta di vita. Gesù, se avete notato, appare dove gli Apostoli si trovavano. Gli Apostoli si trovavano con le porte chiuse perché avevano timore dei Giudei. Erano in una casa con le porte chiuse per timore dei Giudei. Quest'anno questa affermazione qua ha un significato particolare per tutti noi. Anche noi ci troviamo nelle nostre case con le nostre paure, i nostri timori. Prima il timore del contagio, a questo man mano che passa il tempo si aggiungono altri timori per il nostro futuro, per le nostre condizioni economiche,
e per tantissime altre cose che sono già presenti nella nostra vita di ogni giorno e che la situazione che stiamo vivendo aggravano con l'aggiungersi di altre preoccupazioni. Gesù si presenta nella nostra casa, non fisicamente, spiritualmente, e che cosa fa? Gesù quando appare agli Apostoli, la prima cosa che fa dice pace a voi. Non è un saluto di cortesia, è un dono. In qualche altro brano Gesù dice vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quindi dà la pace agli Apostoli, fa dono della pace agli Apostoli. Noi lo diciamo normalmente, la pace è un dono di Dio, ma effettivamente è così. E in che cosa consiste questa pace? Consiste nella capacità di affrontare con serenità le situazioni, anche le più difficili, che si presentano. E noi abbiamo bisogno oggi, come abbiamo bisogno sempre, di accogliere questo dono di Gesù, questo dono della pace che ci dà la possibilità di affrontare ogni situazione senza smarrirci, ogni situazione con quella serenità che non elimina le difficoltà ma ci aiuta a superarle. Quindi Gesù, sia nella prima apparizione che nella seconda apparizione, la prima cosa che fa è questa: pace a voi, io vi porto la pace. Se voi volete accoglierlo, avrete la capacità di affrontare in maniera diversa la vostra vita. Ma il termine pace è il termine ebraico shalom, che non si limita soltanto alla pace e a un benessere puramente umano. Il termine shalom dice la pace nella sua totalità e quindi anche la pace con Dio. Se avete notato, nel brano del Vangelo ricorre 3 volte questa affermazione di Gesù, pace a voi, quando inizia l'apparizione, la prima e la seconda, e poi un'altra volta disse loro di nuovo pace a voi, e immediatamente dopo, detto questo, detto pace a voi, soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Pace a voi, io vi perdono i peccati, io vi do la possibilità di aver perdonato i peccati, di entrare qui in pace anche con Dio, nel vostro rapporto con Dio. Quindi la pace che Gesù ci dà è una pace totale, la pace interiore, la pace di poter vivere la nostra vita nel rapporto con gli altri, nell'affrontare le situazioni, anche le più difficili con sé, e la pace con Dio. Io riflettevo, quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di poterci confessare, come non abbiamo avuto la possibilità di fare la comunione sacramentale, di partecipare a messa in chiesa, ma abbiamo seguito il consiglio del Papa che ci diceva che noi, vista la situazione, quando commettiamo quel peccato, possiamo chiedere perdono a Dio pentiti di vero cuore. E quando noi chiediamo perdono a Dio, pentiti di vero cuore, il Signore in quell'attimo ci perdona, anche se ci rimane l'obbligo di confessarci appena possibile. Tutte quelle persone che di solito a Pasqua si confessavano, lo hanno fatto questo? Non potendo confessarmi concretamente, io chiedo perdono qua a Dio dei miei peccati e appena si rende possibile mi andrò a confessare. Vedete, non deve essere qualcosa di eccezionale, noi dovremmo prenderla questa buona abitudine, appena ci capita di commettere il peccato e ce ne accorgiamo, chiedere perdono al Signore con il proposito appena possibile di confessarci.
Quindi questa domenica noi siamo chiamati ad accogliere i doni che Gesù ci fa. Il dono della sua pace, che è una pace innanzitutto interiore, una pace nel rapporto con gli altri, nell'affrontare le situazioni che la vita ci presenta, e una pace, una riconciliazione con Dio, nella consapevolezza che il Dio nel quale noi crediamo è un Dio ricco di misericordia. Questa domenica è la domenica della Divina Misericordia e non dobbiamo mai dimenticare che il Signore è colui che è pronto sempre a perdonarci qualsiasi sia il nostro peccato, e che la misericordia di Dio è così grande che è capace di perdonare anche i peccati più gravi che noi possiamo commettere e i peccati dell'intera umanità. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo, in cui la potenza del risorto spezza tutte le barriere del peccato e della morte, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. Diciamo insieme: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, convocata nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché annuncia al mondo la misericordia di Dio e il perdono dei peccati, preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i neofiti che hanno ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua, perché siano fedeli al credo che hanno professato e contribuiscono attivamente all'edificazione di comunità accoglienti, preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i governanti e i giudici, perché fedeli al Vangelo operino sempre nel rispetto della verità e della giustizia, soprattutto con leggi e azioni che difendano la vita, preghiamo. Per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i detenuti, perché nella conversione a Cristo scoprano la vera libertà che nasce dalla sua verità e dal suo perdono, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la nostra comunità, perché il Signore risorto con la sua pace e libertà abbatta le mura della diffidenza e della paura, preghiamo.
per la resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre Santo, aumenta la nostra fede, perché nell'Eucarestia che celebriamo e in ogni evento della nostra vita sappiamo sempre riconoscere presente il tuo Figlio, morto e risorto per la nostra salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nell'impegno cristiano i tuoi figli, che oggi mediante il battesimo hai chiamato a far parte del tuo popolo, e fa che camminino sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, il nostro fratello Teodoro e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che m'abbia mai a separare da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continua a operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona domenica.